3 giorni intensi non solo come spettatori ma protagonisti di un'esperienza unica, così oltre 10.000 studenti, 12 istituti del Basso Piave hanno partecipato ai Giffoni Movie Days. Proiezioni, laboratori, masterclass e approfondimenti sono alcune delle attività che li ha visti coinvolti. I Movie Days a San Donà, i Movie Days sono una rassegna cinematografica che a Giffoni è nata nel 1995 e che prevede film, dibattiti, incontri con i talent, e l'abbiamo trasferita qui. In qualche modo abbiamo preso il modello Giffoni portando qui il modo di fare le cose, perché poi in qualche modo film e dibattiti si possono fare dovunque, però trasferire la nostra modalità di fare le cose e quindi, come dicevo prima, coinvolgere i ragazzi al 100% nella parte organizzativa, non solo come fruitori di un evento ma come organizzatori, questa è la chiave di questo festival. Alcuni dei ragazzi hanno anche realizzato un cortometraggio. I registi, il produttore, lo sceneggiatore di questo cortometraggio mi parlano di alcuni ragazzi come dei veri talenti per il cinema e per la recitazione. Staremo a vedere. Questa mattina l'incontro con i ragazzi Matilda De Angelis, attrice che ha parlato del suo film Utopia, che tratta di uno degli argomenti più attuali, il web, ma anche le problematiche delle giovanissime che per diversi motivi si spogliano o mettono all'asta la propria verginità. Entusiasti e curiosi e vogliosi di sapere e di capire anche un po' che cos'è il lavoro dell'attore e che avevano voglia anche di parlare di un tema che è un po' obsoleto, di cui non si parla tanto e che in realtà sfortunatamente è all'ordine del giorno. C'è stata proprio un episodio l'episodio di Nicole, questa ragazza che ha deciso di mettere all'asta la propria verginità, è uscita la notizia veramente un mese fa, quindi è un argomento molto attuale di cui non si parla, di cui non si sa tanto e del quale invece bisognerebbe parlare di più e sul quale bisognerebbe sensibilizzare soprattutto i ragazzi, che sono i diretti interessati e in un qualche modo le vittime, no, di questo nuovo fenomeno. Domani è altra giornata, altro appuntamento, ma questo è solo l'inizio. È importante che non ci siano solo dei semi, ma che in qualche modo questi semi diventano poi degli arbusti forti per mettere qui le basi per, ecco, un Giffoni parallelo e un Giffoni a San Donà.